Conferenza stampa congiunta da parte di molti dei comitati che in Friuli si oppongono a uno sfruttamento eccessivo del territorio. Si chiede in particolare certezze di regole e un cambio complessivo di mentalità alla politica, ma non soltanto. Marco Buzziolo. Mancano il piano regionale delle risorse idriche, il piano dell'energia, il piano faunistico regionale, il piano paesaggistico, il piano delle attività estrattive. È tutto un elenco di omissioni, quello emerso stamani dalla conferenza stampa congiunta dei comitati per le varie emergenze ambientali attivi in Friuli Venezia Giulia, che hanno deciso di riunirsi in un'unica voce. C'erano gli oppositori agli elettrodotti, coloro che si occupano di tutela delle acque, coloro che temono per la sorte della landa carsica, chi non vuole i rigassificatori. Insomma, tutta la galassia di comitati spontanei sorti in difesa dell'ambiente e del paesaggio. Ma perché questa perdurante assenza di pianificazione da parte della Regione? Aldevi Stivaldi, presidente del Comitato per il Friuli Rurale, è convinto che la risposta sia questa. Si naviga a vista, si naviga con arbitrio, nel senso che mancando i piani chiaramente tutto diventa labile e nel momento in cui un'autorità costituita interviene per fissare le regole del gioco immediatamente viene censurata e attaccata. Senza piani si governa apparentemente meglio, nel senso che si può determinare giorno per giorno l'accadimento. Invece il piano vuol dire stato di diritto, vuol dire legalità, vuol dire capacità anche di programmazione, quindi vuol dire anche maggior benessere, maggior consapevolezza e maggiore anche fiducia nelle istituzioni. Insomma, i comitati riuniti stamani hanno manifestato determinazione a combattere con tutti i mezzi legali ogni ulteriore aggressione ad un territorio, quello del Friuli Venezia Giulia, che ha già visto la pianura trasformarsi in una sorta di enorme periferia degradata fatta di cementificazioni e di asfaltature devastatrici del paesaggio costituzionalmente tutelato, e su questo impegneranno il prossimo Consiglio regionale e la prossima Giunta.